Concedi al Vescovo Pietro di partecipare in pienezza al trionfo della risurrezione. Il saluto della città stamane in cattedrale al vescovo emerito Monsignor Pietro Nonis, uomo di grande cultura e insieme persona semplice, teologo e intellettuale, senza dubbio uno dei più straordinari pastori della Chiesa veneta. Monsignor Nonis aveva 87 anni e di recente le sue condizioni di salute si erano aggravate. Una figura, la sua, che mancherà a tutti, a partire dal sindaco Variati, che ne ricorda la pacatezza e l'equilibrio. Ci sono delle figure che lasciano un segno nella comunità, un segno indelebile di amore, di forza, di coraggio. Monsignor Nonis è uno di questi. Presente fra le numerose autorità civili e militari anche il presidente della regione Luca Zaia. Se ne va, dice, un grande pastore di anime, un uomo con una grande visione sociale, capace di interloquire con gli umili e con gli ultimi. Ho avuto la fortuna nella mia vita di averlo conosciuto, averlo frequentato e di aver apprezzato le sue qualità e doti umane, ma non solo. Ricordiamolo anche come una persona di grande cultura, di grande respiro e anche di grande visione. Posso permettermi di dire che lui ha avvicinato veramente la Chiesa al popolo, questa è la sua storia. Ma in chiesa c'era stamane soprattutto la gente comune che non ha voluto mancare all'ultimo saluto, all'ultimo abbraccio con il suo vescovo. Ho trovato una persona di grande cultura, di grande umanità, un grande vescovo. Ha saputo riassumere così bene, no, la capacità di dialogare con il mondo laico e poi di vivere intensamente anche l'esperienza di pastore. Al termine del rito funebre il feretro è stato portato nella cripta del Duomo per essere tumulato e dove già riposano altri vescovi della città.